semplice. Sono Giuseppe Luzio, 56 anni, amministratore delegato di Nuove Energie SPA del gruppo Enel, ed Aurelio Cesario, 58 anni, funzionario Enel, i due nomi eccellenti iscritti nel registro degli indagati della DDA di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle che ha portato nei giorni scorsi al sequestro del cantiere. A firmare il provvedimento sono stati i PM antimafia Rita Fulantelli, Emanuele Ravaglioli e Geri Ferrara e riguarda il reato di frode nelle pubbliche forniture con l'aggravante di avere favorito la mafia. L'area sequestrata è quella dove viene conferito il pietrisco, il cui utilizzo è previsto per il compattamento del suolo e per la realizzazione della scogliera posta a protezione dell'impianto. In pratica il capocantiere di un'impresa a cui sono state affidate alcune opere in subappalto sarebbe un esponente della famiglia mafiosa di Porto Empedocle. Nel corso dell'ispezione al cantiere, concluso come detto con il sequestro, gli agenti della Mobile inoltre hanno acquisito documentazione cartacea relativa alle forniture del materiale pietroso ed anche al sequestro di vari campioni di roccia per essere analizzati. Ad eseguire accertamenti Attilio Priulla, consulente tecnico che dovrà chiarire la natura dello stesso materiale pietroso e la sua conformità alla normativa in materia e alle prescrizioni del capitolato d'appalto. Non solo Luzio e Cesareo, ma altri ancora sarebbero indagati, anche se non ancora citati nell'atto giudiziario. Un'inchiesta comunque destinata a provocare colpi di scena. Al momento della sua cattura, ricordiamo, nel covo di Gerlando Messina, in viale Stati Uniti a Favara, furono trovati pizzini relativi al rigassificatore. Nell'indagine anche le dichiarazioni rese dall'ex sindaco di Porto Empedocle Paolo Ferrara, che anche nell'ultima campagna elettorale denunciò legami con la mafia per il rigassificatore. Sulla vicenda interviene l'ambientalista Joseph Morici, il quale si dice stupito dal silenzio di sindacati e associazioni di categoria che, tanto pronte nel difendere a oltranza la realizzazione dell'opera industriale e nel fare dell'antimafia il proprio vessillo, nella migliore delle ipotesi oggi si limitano a laconici comunicati stampa che lasciano il tempo che trovano.